Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, una buona giornata ricca di tante cose belle, ma soprattutto ricca della benedizione del Signore che ci accompagna in ogni momento della nostra giornata. Oggi è venerdì, primo venerdì del mese, quindi giorno dedicato al dono dell'amore del Signore, questo amore infinito che ci raggiunge sempre e dovunque, ma anche, come sempre, il nostro buongiorno a Maria. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ancora una piccola meditazione accompagnata da un racconto questa mattina per salutare la nostra mamma nel cielo e la vogliamo oggi ricordare con il titolo di Maria, Madre del Risorto. Nel Vangelo di Matteo così leggiamo: l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è il risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era posto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: salute a voi. Ed essi avvicinatesi gli cinsero i piedi e lo adorarono. Il giorno della resurrezione del Signore fu il giorno radioso in cui, dileguate le tenebre della morte, una luce gioiosa, grande, inondò il mondo intero. Così nella Chiesa nascente, che avrebbe contemplato con trepida esultanza il volto glorioso del suo immortale Signore, così ugualmente nella Vergine Madre, che Dio nella risurrezione di Cristo colmò di letizia. La Chiesa perciò, salutando la Vergine, la invita a gioire. Rallegrati, Vergine Madre, Cristo è risorto. Madre della luce, Gesù sole di giustizia, vincendo le tenebre del sepolcro, illumina tutto l'universo. Ave Santa Maria, che hai portato presso la croce i dolori del tuo Figlio, e ora esulti di serenissima gioia. La Vergine che per la fede concepì il Figlio e con fede attese alla sua risurrezione è esempio per i discepoli che confessano il Cristo, Figlio della Vergine, Verbo fatto uomo, ed attendono, per la potenza della sua risurrezione, di giungere al possesso della gioia eterna. Un piccolo racconto che accompagni la nostra giornata, la lezione della farfalla. Un giorno apparve un piccolo buco in una crisalide. Un uomo che passava di lì per caso si fermò ad osservare la farfalla che per varie ore si sforzava per uscire da quel piccolo buco. Dopo molto tempo sembrava che essa si fosse arresa ed il buco fosse sempre della stessa dimensione. Sembrava che la farfalla avesse ormai fatto tutto quello che poteva e che non avesse più la possibilità di fare altro. Allora l'uomo decise di aiutare la farfalla. Prese un temperino e aprì il bozzolo. La farfalla uscì immediatamente, però il suo corpo era piccolo, rattrappito e le sue ali erano poco sviluppate e si muovevano a stento. L'uomo continuò ad osservare perché sperava che da un momento all'altro le ali della farfalla si aprissero e fossero capaci di sostenere il corpo e che essa cominciasse a volare. Ma non successe nulla
e la farfalla passò il resto della sua esistenza trascinandosi per terra con un corpo rattrappito e le ali poco sviluppate. Non fu mai capace di volare. Ciò che quell'uomo, con il suo gesto di gentilezza e con l'intenzione di aiutare, non aveva capito, era che passare per lo stretto buco del bozzolo era lo sforzo necessario affinché la farfalla potesse trasmettere il fluido necessario per il suo corpo alle sue ali, così che essa potesse volare. Era il modo in cui Dio la faceva crescere e sviluppare. A volte lo sforzo è necessario, ne abbiamo bisogno nella nostra vita. Chiesi la forza e Dio mi ha dato le difficoltà per farmi forte. Chiesi la sapienza e Dio mi ha dato problemi da risolvere. Chiesi l'amore e Dio mi ha dato persone con problemi da poter aiutare. Non ho ricevuto niente di quello che chiesi, però ho ricevuto tutto quello di cui avevo bisogno. Vivi la vita senza paura, affronta tutti gli ostacoli e dimostra che puoi superarli. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. E oggi il piccolo fioretto che possiamo fare nella nostra giornata. Oggi sarai strumento di gioia per gli altri. Eviterai ogni forma di tristezza nel cuore e donerai, nel nome della Vergine Maria, Madre del Risorto, un sorriso alle persone che conosci. Buona giornata.